L'amministrazione è sempre vicina all'Acragas, in questo caso Olimpica Acragas. Quali sono i propositi di aiuto concreto? Beh, i propositi di aiuto concreto intanto è la presenza, la vicinanza e tutto quello che l'amministrazione può mettere a disposizione sicuramente la farà. Io parlo sia da assessore ma anche da sportivo. Ringrazio il lavoro che è stato fatto precedentemente da chi mi ha preceduto, perché ha fatto sì che comunque il blasone Acragas o in questo caso Olimpia Acragas potesse rimanere per essere rilanciato da chi adesso ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Qui abbiamo due che saranno sicuramente protagonisti di questo che ho detto in questo momento. Noi saremo presenti anche a sollecitare la gente ad essere vicino alla squadra, di cominciare a rifrequentare lo stadio, perché era veramente una gran bella cosa venire la domenica alla partita, vedere la partita vista dal vivo è tutta un'altra cosa, e poi che possa girare nei luoghi ancora più lontani rispetto a quelli provinciali, quindi extraprovinciali, in nome di Acragas e della città. Io credo che la città lo merita e faremo di tutto per quello che noi possiamo affinché questo si possa realizzare. E allora Toto, come si sta dall'altra parte della barricata? Era meglio da semplice tifoso, a volte mi chiamavano come medico e quindi anche lì soffrivo, perché ho sempre preferito stare sulle tribune a godere lo spettacolo, la partita, a soffrire. Dalla panchina o con questa responsabilità del Presidente si soffre forse di più, ma in maniera diversa. Non ci si può lasciare andare a escandescenze o cose varie tipiche dei tifosi, per cui uno deve mantenere la mente fredda, serena e cercare di programmare con l'aiuto di tutti, ma quando dico di tutti, dei semplici tifosi, il cui contributo venendo allo stadio è essenziale, e dei piccoli e grandi imprenditori che ci stiano vicini. È necessario che è un progetto aperto a tutti. Noi abbiamo, ripeto, bisogno di qualsiasi persona, del singolo tifoso, perché la squadra della città dobbiamo avere un orgoglio di appartenenza. Molte altre piazze precipitano, hanno avuto rovesci calcistici, alcune sono scomparse, alcune sono scivolate di 3-4 categorie. Non per questo il pubblico però ha abbandonato la squadra. Senti una cosa, scusa che ti interrompo, in questi giorni di presidenza hai visto qualche movimento significativo, cioè la gente come si sta comportando nei vostri riguardi? Ma certo, c'è ancora molta diffidenza, molta rabbia tra i tifosi, tra la tifoseria, tra tutti, però devo dire che da quando c'è stata questa svolta, non per questo volere venire meno a quelle che hanno fatto precedentemente gli altri dirigenti della società, amico in particolare, però dico, si è sentito un pochino uno scossone, per cui qualcosina in positivo, qualche piccolo imprenditore ci è stato vicino, qualche tifoso semplice, soci, c'è un movimento. Dico, ancora ben poca cosa rispetto a quello che ci aspettiamo, però dico, è un segnale positivo di ripresa. Mister Fassone, il calciomercato non si è chiuso. Cioè, o meglio ancora, si è chiuso quello ufficiale di trasferimento da società, però si riapre quello degli svincolati. Cosa c'è dietro l'angolo per l'Acragas? Dietro l'angolo stiamo cercando qualche giovane, o invece un centrale di difesa, un giocatore che già navigato, oppure che è da 2 o 3 anni che magari fa questa categoria. Stiamo parlando di giocatori esperti allora? Sì, dei giocatori esperti che fanno il caso nostro. Ci vuole un giocatore esperto in difesa dopo, perché siamo rimasti senza difensore centrale, è andato via Armenio e cercheremo di puntellarlo ancora di più.